Ho deciso di presentare un'interrogazione parlamentare su Electrolux perché è evidente. Non siamo di fronte a una normale riorganizzazione, siamo di fronte allo smantellamento di una filiera strategica per il nostro paese e per il nostro territorio. Servono urgentemente strumenti veri e concreti a difesa dell'occupazione, per dei nuovi investimenti, per la riconversione. La politica si mobilita dopo l'annuncio shock di Electrolux di 1700 esuberi negli stabilimenti italiani, 200 i posti a rischio a Susegana, dove qui come nel resto del paese continua la mobilitazione dei lavoratori. Dopo le prime 8 ore di sciopero i sindacati hanno organizzato assemblee, mentre nel pomeriggio hanno incontrato il sindaco Montesel, al quale le RSU avevano rivolto un appello. Tutto questo in attesa del tavolo convocato dal ministro Urso a Roma il prossimo 25 maggio. La nostra missione è chiara: tutelare i posti di lavoro e preservare ogni impianto industriale. Faremo tutto quello che è necessario per difendere i lavoratori e i nostri territori davanti a piani industriali totalmente inaccettabili. Il Mimit è già al lavoro e continuerà a svolgere tutte le attività di monitoraggio, mantenendo un confronto costante e strutturato con aziende e organizzazioni sindacali per gestire la situazione nel modo più efficace possibile e arrivare ad una soluzione che tuteli produzione e occupazione. Sono le parole della senatrice Mara Bizzotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo in Commissione Attività Produttive alla Camera. Al tavolo del 25 maggio guardano con attenzione non solo i lavoratori ma tutto il mondo produttivo, dagli artigiani il timore che non sarà un incontro risolutivo. Se non sono state attuate quando c'era il bisogno di farlo, quando si doveva farlo, delle politiche di attenzione a quel tipo di industrie, la vedo dura che adesso si risolva la situazione. Perché, evidenzia Sartori, le origini di queste crisi sono da cercare lontano nel tempo. Non c'è stata una seria politica industriale. Noi dobbiamo pensare che abbiamo il costo del lavoro in Italia che è tra i più alti in Europa e i salari che sono tra i più bassi in Europa, e questo la dice tutta.